Ci sarebbe una banda ben organizzata dietro al furto messo a segno tra mercoledì e giovedì nel capannone della Cicli Mondial in zona artigianale di Rossano Veneto. I malviventi, attrezzati di arnesi e mezzi di trasporto, hanno tagliato la recinzione del confine con una ditta verso l'ingresso secondario lontano dalla strada. Una volta entrati hanno disattivato linee elettriche, telefoniche e divelto le telecamere di sorveglianza, asportando almeno una decina di bici già assemblate e pronte per la vendita, motori elettrici per velocipedi, cambi e altro materiale, per un danno stimato di circa 80.000 euro. Il sistema di allarme non è entrato in funzione e il danno è coperto da assicurazione. Uno dei titolari in partenza per una consegna fuori Veneto era passato di fronte all'ingresso principale proprio nel corso della notte, ma non aveva notato nulla di strano. La banda, prima di intrufolarsi, ha rotto parzialmente molti vetri per capire dove andare a colpo sicuro. In sopralluogo i carabinieri di Bassano e di Rosà, che hanno acquisito le immagini delle telecamere circostanti. Ce ne vorrebbe qualcuna in meno ai semafori, qualcuna in più anche in questa zona, ci raccontano i titolari, che invocano certezza della pena e hanno intenzione di continuare a lavorare superando lo sconforto del brutto momento.